Siamo alle solite, come ogni estate si scopre che a Venezia anche quest'anno c'è il degrado, è come scoprire l'acqua calda. Il degrado l'abbiamo visto l'anno scorso con i due che si accoppiavano sul ponte degli Scalzi, poi abbiamo visto gente che orinava in acqua o nelle calli, abbiamo visto gente che si tuffava e qualcuno si era buttato dal ponte di Rialto centrando un motoscafo e c'era stato anche un morto. E quest'anno si sono buttati sia dal ponte di Calatrava che dal ponte di Rialto, quindi non cambia assolutamente nulla. Se andate al Tronchetto in questo periodo c'è un unico cambiamento, che aumenta il numero dei pullman e delle orde che arrivano da ogni parte del mondo diretti. Tutti questi turisti, 30 milioni all'anno, vi faccio presente, si riversano su Venezia, in particolare sul centro di Venezia. È ormai una situazione insostenibile, ma non da oggi, è da 10 estati che è così e non cambia assolutamente nulla. Hanno parlato di contaturisti, di numeri chiusi, di provvedimenti di ogni genere, come anche per le grandi navi che non dovevano passare in bacino San Marco, continuano a passare tranquillamente in vista di decisioni che verranno prese, ma sono anni che dovranno essere prese queste decisioni ed è anche incredibile lo slittamento dell'inizio del funzionamento del MOSE. Adesso è il 2022, doveva essere il 2012, poi il 2016, poi il 2020, insomma è una farsa, è una barzelletta in tutto il mondo e non ci si può solo lamentare dei tuffi dei turisti, non è quello il degrado di Venezia, il degrado è l'indecisione totale che dura ormai da anni. Le grandi navi continuano ad arrivare, vi dicevo, passare davanti a San Marco, Canale della Giudecca, e oggi addirittura è successo che, essendo questo assalto ormai quotidiano e sempre più violento, c'erano i vigili in Piazzale Roma a rimandare indietro le macchine, cioè a rimandare il traffico da dove veniva, perché sia al Tronchetto che a Piazzale Roma non c'era più posto. Insomma, peggio di così non si può andare, l'unica soluzione sono i tornelli, ma non a Piazza San Marco, li dovranno mettere all'inizio del Ponte della Libertà se si vuole risolvere come lo risolvono gli stranieri questo problema, altrimenti si continua a parlare come al solito sui migranti, sulla sicurezza, sui vitalizi e non cambia niente, perché questo sappiamo fare noi, parlare, parlare, parlare e intervenire una volta ogni morte di Papa.